Ciao Vito, com'è stata questa presentazione di questo concorso Sabrage, che è bellissima anche la parola, no? Assolutamente sì. Perché in effetti è una tecnica che fanno solo alcuni, però sarebbe bello proporla, no? Ma innanzitutto è alla portata di tutti, perché quando si è appreso la tecnica è molto semplice, basta un lieve tocco sul cercine perché il collo della bottiglia parte. Quindi oggi abbiamo appreso una nuova tecnica di aprire una bottiglia in maniera anche elegante, perché poi bisogna curare anche l'eleganza nell'apertura alla Sabrage. Quindi non è solo così sciabolare, no, è tutto un insieme di fattori. 10 parametri sono stati presi in considerazione per la valutazione della eleganza, piacevolezza. Mi è piaciuto molto perché tu hai, come dire, sottolineato questi aspetti in un concorso che effettivamente molti non conoscevano. Abbiamo avuto anche un pubblico da stadio, perché avevamo un pubblico veramente, e che ha potuto, come dire, approfittare di questa occasione per capire anche come la professione del sommelier ci può regalare dei momenti come questi veramente spettacolari. Certo. Spettacolare sì, ma sempre con professionalità, con eleganza, con finezza, con quello che tutto, diciamo così, la figura del sommelier che AIS Veneto e AIS Italia si propone di portare avanti. Il tappo può procurare una lesione che va dalla lesione dell'orbita all'enucleazione del bulbo vitreo. Bravo.